Buon pomeriggio dallo Stadio Comunale Nino Lo Bue, dove siamo pronti a farvi vivere le emozioni della semifinale, gara unica tra Gemini e Terrasini. In palio c'è un posto nella finale playoff di promozione Girone A. Davvero intensa l'atmosfera che si respira a San Giovanni Gemini, resa magica dalla scenografia creata per l'occasione dai sostenitori sangiovannesi con fumogeni, bandiere e striscioni. Il Nino Lo Bue si tinge di bianco e di rosso. Saggio, Curella, per Tabasso, blocca il numero 1 del Terrasini biondo che serve Tarbasso, che la prolunga per Zerbo. Zerbo, prova di prima intenzione di sinistro a sorprendere biondo. Riccobono il tiro sopra la traversa, prova nel frattempo il Gemini. Riccobono che è dotato di una lunga rimessa con le mani, così è. Riccobono, Giuffrida di testa, traversa, chiede lo Zerbo, 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 la mitraglia di Zerbo, il Gemini passa in vantaggio, Gaetano Zerbo, ma attenzione perché ci sono le proteste da parte dei giocatori del Gemini. Vediamo, con molta probabilità il gol è stato annullato. Lo bianco gesticola. E allora gol annullato al 39esimo. Il cross di Frangolino, Tabasso di testa, palo e gol! Gol! Marcos Tabasso, il cabezazo di Marcos Tabasso, incredibile, è lui, Marcos Tabasso è il gaucho è la danza argentina di Marcos Tabasso. Il Gemini sblocca la gara al 40esimo minuto, la sua specialità, Marcos Tabasso, il colpo di testa, Gemini 1, Terrasini 0. Nel frattempo si riscalda Tonino Cusumano per il San Giovanni Gemini. Pettuccio, Gaetano Zerbo, la rete, Gaetano Zerbo, il mitraglia, adesso può far partire i suoi proiettili, Gaetano Zerbo, ecco la mitraglia di Gaetano Zerbo in comprensione tra il difensore del Terrasini e il portiere biondo. Gaetano Zerbo è implacabile, non perdona. Vediamo chi calcerà 5 uomini voluti in barriera da Buttacavoli. Vediamo che con molta probabilità è Correnti, il tiro di Correnti alto sopra la traversa per Messina, il tiro di Messina, Buttacavoli in due tempi. Poi la palla arriva a Ceruso, il suo traversone, Tabasso sbaglia completamente la conclusione. Correnti libera il sinistro che esce di poco al lato. Correnti ci prova al 28esimo minuto di gioco dalla squadra biancorossa. Gaetano Zerbo la mette a terra, Gaetano Zerbo, il destro, Gaetano Zerbo, Gemini 3, Terrasini 0, capitolo chiuso, la mitraglia, Gaetano Zerbo, il Gemini è in finale. Nel frattempo attenzione, Ceruso prova a sorprendere biondo, Petruzzella si divora un gol già fatto. Il rinvio, Cusumano, e proprio in questo istante arriva il triplice fischio, il primo ostacolo che porta all'eccellenza è stato superato brillantemente dal San Giovanni Gemini. Il Gemini vince 3-0. Lo bianco, una prestazione sopra le righe, il primo ostacolo è superato. Sì, ci tenevamo tantissimo, da 3 settimane che lavoravamo come dei pazzi per arrivare preparati a questa partita. Abbiamo fatto una grande partita, magari i primi minuti non siamo partiti tanto cattivi perché un po' la tensione ci sta davanti a un pubblico meraviglioso come questo, però penso poi abbiamo preso in mano la partita e l'abbiamo fatta nostra. Parliamo del pubblico, tu da San Giovannese, un pubblico stupendo, scenografie da altre categorie. Che dire, io sono un San Giovannese e giocare qua a San Giovanni è un'emozione veramente che non si può dire, bisogna soltanto vivere questa emozione, andare avanti e sperare di fare un grande regalo a questa tifoseria.